Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio fare questi 4 pomodori italiani ragazzi, come sempre, con il riso, un ripieno di riso in effetti, quindi una cosa vegana come si dice. Quindi ho usato questa qui italiana, la fiammante, che ci sta anche basilico dentro, però io aggiungo sempre un po' della mia pianta, quindi qui già ho messo quello di, diciamo, questa qua della fiammante già qua. Adesso la frullerò insieme a questo basilico. Il sale ho usato sempre quello là iodato come l'ho detto io, e il riso uso questo qua Flora perché lega molto, quindi andrà bene in questi pomodori che io aprirò. Poi tolgo la polpa da dentro e comunque la inserirò qua dentro, la frullo e la vado a cuocere insieme al riso. Poi li riempio ragazzi e li vado a mettere nel forno, quindi procediamo. Ragazzi, adesso ho svuotato i pomodori, ho già frullato il contenuto più la pelata questa qui che aveva messo italiana dentro qui insieme, diciamo, a quello il contenuto che ci sta dentro. Mi raccomando, mettete sale dentro ragazzi, poi le girate così e fate stare finché non cuocete, diciamo, il pomodoro con il riso. Quindi mettete sale come sempre ragazzi, e adesso andiamo a fare il pomodoro. Quindi soffriggerò un po' di aglio ma leggermente e poi farò cuocere questo qui pomodoro, quindi sarà molto leggero, non pesante ragazzi, quindi non metto nulla di particolare, quindi molto light e molto leggero. Quindi ragazzi andiamo, ho rimasto anche i coperchi per chiuderlo dopo, quindi voglio fare una cosa sfiziosa, poi vedremo. Ecco qua ragazzi, come l'aglio che ho messo incomincia così, così lo andiamo a togliere subito e a versare il pomodoro. Mi raccomando, con l'aglio sempre italiano ragazzi, lo so, dice ma perché sempre? Perché ragazzi ho provato a volte i prodotti, diciamo, che vengono da fuori, è un altro sapore ragazzi, quindi è questo il motivo. E poi non mi fido di quelli che vengono da fuori, la verità, quindi biologico italiano ragazzi. Quindi andiamo a togliere l'aglio e mettiamo il contenuto, diciamo, del pomodoro che stava nella ciotola rossa. Ragazzi, il riso è pronto, i pomodori li ho girati, adesso li vado a riempire. Poi dopo ci metto un altro po' di sugo dentro, così sono più succosi. La teglia già l'ho preparata per metterli qui, quindi riempiamo adesso i pomodori. Ecco qua ragazzi, i pomodori sono pronti, sono belli pieni pieni. Adesso ci mettiamo i coperchietti sopra e li mettiamo in forno. Ecco ragazzi, stanno in forno, quindi come ben potete vedere adesso devono cuocere, quindi vedete, vediamo quando sono pronte. Ecco ragazzi, il piatto è finito, come potete vedere i pomodori ripieni di riso belli. Vi faccio vedere ogni angolo, bello pieno. Quindi ragazzi, un piatto vegano, in effetti il riso con pomodoro fresco, pomodorini freschi, con l'involucro del pomodoro stesso, quindi non è una cosa difficile, è facilissimo, leggero, semplice e salutare ragazzi. Quindi mi raccomando, usate solo prodotti italiani come sempre. E ragazzi, se permettete, prima che si fanno freddi, io vado a mangiare, ciao.